Agricoltura oggi ha portato le proprie telecamere a Sibari, nello splendido scenario del Mar Ionio, dove si celebrano un importantissimo seminario dell'UMI, dell'Unione Micologi Italiani, e della CEM, Confederazione Europea Micologi Mediterranei, in cui verranno dibattuti i temi più importanti legati alla micologia in generale, quindi funghi e tartufi, e in particolare i tartufi, perché noi siamo qui in questa manifestazione di carattere scientifico, organizzata però dall'Associazione Tartufi e Tartufai di Castrovillari, che è stato delegato per l'organizzazione di questo importantissimo meeting. Ci sono anche delle sponsorizzazioni importanti come quello dell'Università della Calabria e dell'Università dell'Aquila. Nel corso di una settimana qui sono stati dibattuti i temi più importanti dal punto di vista scientifico legati ai tartufi del pollino, quindi la loro classificazione genetica, la loro qualità sensoriale, le loro qualità salutistiche, e noi questa sera faremo il punto della situazione proprio in relazione a questo tartufo nero del pollino, che è di così grande importanza sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista delle risorse che la Regione Calabria può utilizzare per attrarre turismo in Calabria. Nel corso della serata sentiremo questi micologi ai quali chiederemo le caratteristiche di queste specie fungine. Con noi questa sera Mario Calima, presidente dell'Associazione Tartufi e Tartufai, con sede in Castrovillari, che possiamo definire il Deus ex machina di tutta l'organizzazione di questo importantissimo meeting nazionale e internazionale, in cui sono intervenuti sia i membri dell'UMI, dell'Unione Micologi Italiani, sia quelli del CEM, cioè dalla Confederazione Europea Micologi Mediterranei. Perfetto. Ecco. Allora al Presidente vorremmo preliminarmente chiedere come è riuscito effettivamente a portare in Calabria e specialmente a Sibari, sulla nostra costa ionica, un importante convegno di questa natura. Sì, caro Nino, noi ci conosciamo da tempo. Allora, la nostra associazione è nata 6 anni fa. Abbiamo lavorato, ci siamo presentati, abbiamo dato visibilità all'associazione. Questo credo che sia l'evento più fortunato, più voluto e poi ottenuto con questa politica. In effetti noi siamo nel direttivo nazionale dell'UMI, Unione Micologica Italiana, e attraverso l'Unione abbiamo avuto l'incarico da parte della CEM, Confederazione Europea Micologia Mediterranea, l'incarico di organizzare questo simposio, questo meeting, questa riunione di tanti scienziati ad altissimo livello. Qui abbiamo davvero il fiore dei ricercatori, dei professori ordinari di università, da tutta l'Europa, dalla Bulgaria andando a occidente al Portogallo, andando a nord alla Norvegia, venendo a sud all'Italia. Non credo che potremmo avere mai state tutti questi personaggi illustri davvero nella nostra zona, perché a Sibari è semplice. Sibari ha una qualità che altre località non hanno. Poi tu sai che noi prediligiamo promuovere, sostenere il nostro territorio, per cui anche l'Alto Ionio. Bene, Sibari è stata, e quindi il Minerva Resort, che è anche nostro collaboratore e sponsor fornitore, se vogliamo, per l'accoglienza, per i prezzi che ha fatto, insomma per tante cose che non sto qui a dire. Sibari perché è l'unica struttura che ci ha consentito di ospitare 130
professori, ecco 130 micologi con lo stesso standard, cioè le camere tutte uguali dalla A alla Z, lo stesso bagno. Io questo volevo e loro me l'hanno dato, perché non potevo ospitare. Io avevo pensato pure a Sibari, a Civita, per quello che è successo, per onorare questo comune che è stato veramente colpito al cuore. Però non potevo ospitare al Belvedere un professore e poi logisticamente eravamo troppo frazionati, perché qua si sta studiando fino a mezzanotte la sera. Fino a mezzanotte, cioè micologi che al microscopio fino a mezzanotte. Quindi un taglio nettamente scientifico a questo convegno, che è poi la base di tutto. Però precisiamo che stiamo parlando di micologia, quindi diciamo del tutto il mondo dei funghi, anche se noi guardiamo con particolare attenzione al tartufo nero del Pollino, il famoso tuber unginatum, sì, che è il nostro fiore all'occhiello. Alla luce di questo, difatti, alla luce di questo, ci sono nomi grandissimi proprio per gli ipogei. Abbiamo Ita Paz Conde, che è una spagnola della Cantabria, che ha fatto un lavoro egregio nella Corsica. Non so se posso spingermi, mi ha promesso che lo farà anche per il nostro territorio. Cioè significa che questa signora, questa grande donna, verrà in Calabria, qui nel Pollino, tante volte, perché dovrà studiare. Dici: Mario, ma tu mi aiuti, tu ci sei, tu mi devi dire solo quello che ti serve e l'associazione è a tua completa disposizione. Cioè io ho realizzato un sogno, la famosa mappatura di quello, di quell'altro, gli studi, CNR, non per offendere nessuno, verrà realizzato perché lei ama questa terra, ha visto, è rimasta incantata. Io l'ho portata pure ai piani di Pollino, ma ti dico, non ho dormito affatto, e perdonatemi se chiedo scusa anche ai telespettatori se la sto mettendo un po' sull'amicale, però ecco, devo dirle determinate cose. Guarda, vedrai anche l'atmosfera che si è creata. Con noi Marilena Vigiani, la professoressa proveniente dall'Istituto Avessi di Trebisacce, che noi conosciamo bene nell'ambito delle attività legate al tartufo. E a lei vorremmo chiedere la connessione fra questo stupendo meeting scientifico che è stato organizzato in questa sede con ricercatori nazionali e internazionali, i quali si sono occupati di micologia in generale, ma anche in particolare del tartufo nero del Pollino, a cui noi siamo particolarmente legati e a cui molto teniamo. Ecco, a lei volevo chiedere la connessione fra il suo istituto e questo convegno, anche nell'organizzazione e nella valorizzazione enogastronomica di questi aspetti micologici. Tra i tanti indirizzi dell'Istituto Aletti c'è l'indirizzo enogastronomico e noi puntiamo molto su questo indirizzo per valorizzare il territorio, quindi promuovendone lo sviluppo anche attraverso non solo quella che è l'economia, quindi anche la cucina ecosostenibile, ma valorizzando appunto i prodotti tipici del territorio. Il seminario, quale altra migliore occasione potevamo offrire ai nostri alunni che è quella di conoscerli anche da un punto scientifico i prodotti, oltre che trasformarli. Avrete modo di gustare i piatti preparati dai nostri alunni insieme ai professori del nostro istituto. Noi ne abbiamo già avuto prova quando ci sono state le manifestazioni presso il suo istituto e abbiamo già visto la grande abilità che questi ragazzi hanno e su cui noi contiamo molto anche come ambasciatori, perché questi ragazzi andranno nella vita professionale, nei ristoranti, sia nelle cucine che nelle sale, e quindi si faranno portatori di queste cose. Noi promuoviamo molto l'olio, in particolar modo l'olio IGP di Calabria, e penso che sia un connubio che si sposi molto bene
il tartufo e l'olio. Decisamente sì, noi puntiamo molto, noi nell'altra manifestazione che abbiamo fatto con l'associazione Tartufi e Tartufai intitolammo l'evento Gli Ori di Calabria, e tra gli ori di Calabria c'erano appunto l'olio e il tartufo. Noi comunque puntiamo sulla valorizzazione di tutti i prodotti del territorio, perché siamo convinti che dobbiamo dare un futuro ai nostri giovani per poter rimanere nella propria terra di origine, promuovendo lo sviluppo economico, che è un binomio indissolubile con lo sviluppo culturale e quindi turistico. Questo seminario organizzato qui a Sibari, che riguarda la micologia, che ha interessato ricercatori nazionali e internazionali convenuti qui con un'organizzazione direi molto efficiente, che ha previsto anche l'escursione di questi dei ricercatori in luoghi sulle nostre montagne, proprio alla ricerca di queste entità genetiche e micologiche per scopi scientifici. Tuttavia l'organizzazione ha previsto anche un servizio di sicurezza, e noi qui abbiamo questa sera il dottor Giuseppe Varcasia del servizio soccorso alpino, al quale vorremmo chiedere come si è organizzata questo aspetto della sicurezza e se è andato tutto bene in questa settimana. Certo, noi abbiamo pensato insieme appunto a Mario Calima di rendere sicure le escursioni sul campo. Siccome era prevista l'escursione sul campo per la raccolta appunto di campioni micologici, e quindi ovviamente andare sul campo significa andare anche in terreno impervio, allora ci siamo preoccupati di rendere sicura anche questa attività, che poi è stata l'attività principale di questo convegno, e quindi abbiamo organizzato un servizio medico che ha seguito i partecipanti appunto alle escursioni per tutti i giorni delle escursioni. Quindi c'è stato sempre un medico a disposizione dei ricercatori, pronto ad intervenire per qualsiasi evenienza. Per fortuna non c'è stato bisogno di nulla, grazie al cielo, però siccome non era un convegno ristretto soltanto all'aula e quindi potevano esserci dei problemi, e noi abbiamo cercato di prevenire anche questo. Profumo
con noi questa sera la Presidente dell'UMI, l'Unione Micologi Italiana, e anche della CEM, la Confederazione Europea dei Micologi Mediterranei. Quindi per la massima espressione scientifica, diciamo, di questo meeting, di questo importantissimo seminario che si è svolto a Sibari in questa settimana con grandi escursioni sulle nostre montagne. Ecco. Io a lei volevo chiedere se effettivamente anche dal punto di vista botanico sistematico sia stata fatta una tipicizzazione, una caratterizzazione genetica di questa entità tanto importante, a cominciare dal tartufo nero del Pollino. Devo dire che durante questo convegno abbiamo visitato diversi ambienti, dai boschi di quercia, di faggio, alle boschi di conifere, e abbiamo trovato tantissime specie diverse di funghi. Queste sono state caratterizzate, identificate, e a breve riuscirà un elenco aggiornato su tutte le specie fungine presenti nel territorio. Diciamo che siamo stati facilitati in questo lavoro perché a questo convegno sono presenti le massime autorità, i massimi esperti di micologia europea, e in particolare abbiamo un piccolo gruppo che è esperto di ipogei, di funghi sotterranei, di tartufi, e abbiamo censito, non voglio dire, mi sembra 30 specie diverse. Faremo presto un elenco anche di queste specie, elenco che sarà utile per tutto, penso, il territorio e per la promozione del tartufo locale, che in questi giorni abbiamo avuto occasione di vedere che è un tartufo di qualità. Gli studi genetici in questi giorni non si possono fare, però i campioni ce li portiamo nei nostri laboratori e li esamineremo in breve tempo. Volevo chiedere se in questo panorama di funghi che avete trovato insieme al tartufo nero c'era anche il tartufo bianco pregiato in questa zona, che riguarda, diciamo, il Pollino, seppure non solo nell'ambito calabrese ma anche nell'ambito lucano. Sì, abbiamo fatto un'escursione, proprio siamo andati nella zona lucana e abbiamo trovato dei tartufi bianchi meravigliosi, profumati, e quindi posso dire che c'è un tartufo bianco oltre che nero di qualità. Senta, la presenza di queste entità, diciamo, micologiche possono essere indicati quali bioindicatori dell'ambiente, della salubrità ambientale, sia a livello di terreno sia a livello climatico, e se si possono considerare elementi importanti per la conservazione della biodiversità, soprattutto nel Parco Nazionale del Pollino. Beh, i funghi sono importantissimi indicatori della salubrità del territorio. I funghi sono importantissimi per il bosco. La presenza dei funghi è indispensabile perché degradano la sostanza organica e gli residui legnosi della foresta. I funghi sono importanti per le piante, i funghi micorizici, perché li aiutano a nutrirsi. Trovare tanti funghi vuol dire che il bosco è in ottima salute. Vogliamo toccare per un attimo anche l'aspetto ludico, perché poi questi funghi sono buonissimi anche, diciamo, sotto l'aspetto sensoriale e, a quel che sappiamo, anche dal punto di vista salutistico, è vero? Sì. I funghi che sono ottimi, lo sappiamo tutti, i porcini, gli ovuli che sono tipici di questo territorio sono delle prelibatezze. Però ricordiamoci che esistono anche i funghi medicinali, abbiamo avuto anche un intervento di un medico specialista nel settore, funghi medicinali che noi ancora non utilizziamo largamente ma che possono avere uno spazio nella medicina del futuro. A testimonianza dell'internazionalità di questo meeting che si è svolto a Sibari, organizzato dall'Associazione Tartufo e Tartufai di Castrovillari, con il patrocinio delle più importanti associazioni micologiche italiane, l'UMI e la CEM, ecco, abbiamo con noi una grande rappresentante della Spagna, Aurelia Pat, che è una delle più grandi ricercatrici,
che per quanto riguarda gli aspetti micologici e in particolare anche l'aspetto micologico ipogeo, che è quello che a noi interessa particolarmente per il tartufo del Pollino. Ci può dire le sue impressioni? Come ho detto avanti, io parto innamorata completamente del Parque del Pollino, di tutte le bosche che ho visto. E io credo, scusi che parli in spagnolo, yo creo que hay una gran diversidad, una gran aventura por comenzar de investigación de todos los tubers, de todo el tartufo que hay en el parque de Pollino. Yo espero continuar. En esta semana hemos encontrado muchas especies muy interesantes, especies que tenemos que estudiar, analizar, con análisis moleculares, y esperamos continuar con este proyecto de investigación para hacer un listado, una publicación de toda la micología ipogei che hai dentro del parco. Sì, è bellissimo quello che lei sta dicendo che si aprono nuovi orizzonti di ricerca, proprio precisamente su questi funghi ipogei. Naturalmente sono stati caratterizzati questi funghi, per esempio il tuber uncinatum, che è il tubero tipico nero del Pollino, anche dal punto di vista molecolare, quindi il DNA, lo studio di queste cose. Desde el punto de vista molecular es una tubera estivum, digamos que tiene un segundo ciclo en el invierno, pero aromáticamente es mucho mejor. Para mí es una de las trufas que más me gusta. Pero también hay mucha más variedad de tuber que pueden ser comerciales. Y eso es lo que hay que seguir en esa línea, investigar en esa línea, porque hemos encontrado muchas especies diferentes. La professoressa sta dicendo che praticamente si schiudono nuovi orizzonti di ricerca su questi funghi ipogei del Pollino e che praticamente lei è molto interessata a proseguire le ricerche, anche perché c'è un aspetto commerciale e quindi questi funghi ipogei potranno essere commercializzati. Quali sono le caratteristiche importanti dal punto di vista merceologico, cioè le parti sensoriali e le parti nutraceutiche, se ci sono, salutistiche? No, soprattutto de parte sensoriale, de parte de restaurantes, con el sabor, el olor. Aquí es muy característico por el clima, son enormemente aromáticas. Entonces hay un campo abierto en la gastronomía, yo creo que debemos continuar en ese campo de investigación y un poquito a poquito avanzar y dar un poco de realce a los productos que hay. Una delle relazioni più importanti che è stata fatta nel corso di questo meeting ha riguardato la tossicologia dei funghi sia epigei che ipogei. Con noi abbiamo la dottoressa a cui demando la sua presentazione, che è un medico oncologo dell'Università di Messina. Si presenti. Sono Rosa Tomasello e con orgoglio posso dire che ho dedicato la mia vita lavorativa e anche la mia quotidianità a fare del bene alle persone, quindi a salvare e a sostenere la propria salute. Ci nutriamo di funghi, sono eccellenti dal punto di vista gastronomico, sia gli epigei anche gli ipogei, però bisogna saperli trattare, bisogna conoscerli. Conoscendoli ci salviamo da malanni, dalle sindromi che si potrebbero avere. Quindi invito tutti a informarsi di più e a gustarli certamente con molto più piacere rispetto a stare spaventati o sapere purtroppo ancora di morti in alcuni casi. Quindi la conoscenza, informarsi, chiedete prima di consumare i funghi e poi li gustate con molta tranquillità. Questo è il mio messaggio per tutelare tutti, perché voglio bene tutti e quindi questa è la mia missione di vita.
Al di là degli aspetti negativi, quindi tossicologici, possiamo dire che ci sono anche degli aspetti salutistici in positivo, importanti, consumando i funghi. Benissimo, perché i funghi ci danno tanto dal punto di vista di alcune sostanze che non troviamo più nei cibi normali. E appunto, conoscendo invece i funghi so sia tossici, conoscendo modalità ottimali di cottura, conoscendo delle regole, sono state fatte 10 regole d'oro per esempio a cui attenersi, noi ci tuteliamo da ciò che non è gradevole e invece riceviamo ciò che ci fa bene. Quindi sì nella dieta ai funghi, ma anche sì alla conoscenza di ciò che si può consumare e ciò che non si deve consumare. Nelle conclusioni di questa interessantissima giornata in cui si è svolto questo seminario scientifico inerente il tartufo nero di Calabria, sentiamo l'opinione del Presidente Magliocchi, Presidente del Consorzio di tutela IGP Olio di Calabria, un prodotto, l'olio, che viaggia in parallelo con il tartufo nero del Pollino fra le eccellenze calabresi. Sì, guardi, camminano di pari passo, devo dire, e sono due eccellenze veramente della nostra terra. Abbiamo visto anche l'esito positivo che ha avuto la degustazione da parte di tutti gli esperti, dei relatori che ci sono stati a questo convegno internazionale, dell'abbinamento apprezzatissimo olio tartufo. E a noi non può che farci piacere, perché non è da oggi che stiamo adottando questo, diciamo, gemellaggio tartufo-olio per farlo apprezzare e dare risalto a quelle che sono le primizie, più che primizie, i prodotti primari del nostro territorio. E lo abbiamo visto anche in terra veneta, di come è stato apprezzato questo abbinamento. Noi ci stiamo sforzando tantissimo, sia come consorzio ma anche l'associazione olivicola cosentina, a portare avanti quelli che sono i prodotti del nostro territorio. Sono degli sforzi importanti, sforzi che dovrebbero anche un po' sensibilizzare le istituzioni, perché gli sforzi che il consorzio insieme all'olivicola cosentina sta facendo per promuovere non solo l'olio d'oliva ma anche gli altri prodotti del nostro territorio, come il tartufo, come i salumi, come i formaggi, proprio per fare questi abbinamenti e portarli a conoscere sulle tavole dei nostri consumatori, per il momento del territorio italiano. Siamo stati anche all'estero in alcune città, ma quello che stiamo veramente intensificando è il nostro territorio. Lo stiamo facendo con risorse proprie, con risorse che sono quelle dei nostri associati, dei nostri soci, dei nostri consorziati. Quindi con grande sacrificio, con grande impegno di ognuno di noi, appunto a far conoscere un prodotto e il territorio. Perché portando il prodotto non portiamo solo l'olio d'oliva, ma portiamo tutto quello che è il territorio della Calabria, sia per le sue bellezze turistiche, paesaggistiche, ambientali e per la sua enogastronomia. Quindi noi rivolgiamo anche un messaggio alle istituzioni e in particolare ad alcune istituzioni che non ci hanno mai invitato quando hanno fatto manifestazioni di questo territorio, specialmente per il tartufo. Noi non siamo stati mai
invitati né dal Parco del Pollino e né del GAL Pollino, che sono due istituzioni importantissime e che promuovono il territorio, a cui noi, pur portando i prodotti di quel territorio, non abbiamo avuto mai da parte loro un momento di sensibilità e un momento di capire che il territorio è di tutti, che i nostri prodotti sono prodotti dei nostri agricoltori e noi dobbiamo promuovere loro, dobbiamo far crescere il territorio, e solo così possiamo far crescere il territorio, non creando divisione o creando momenti di egoismo che non portano niente di bene a nessuno. Lei richiama giustamente le istituzioni e penso che l'istituzione primaria che debba essere interessata a questo fenomeno è proprio la Regione Calabria, perché io credo che la bontà di questo prodotto, l'eccellenza di questo prodotto debba essere proiettata anche oltre i confini nazionali. Questa sera qui alla cena di gala c'era una folta rappresentanza di spagnoli, di portoghesi, di francesi, i quali io ho sentito apprezzavano moltissimo la degustazione dell'olio IGP di Calabria e quindi occorrerebbe uno sforzo anche alla luce dell'importanza che l'olivicoltura esercita in Calabria. Lei ha toccato un tasto purtroppo spiacevole per noi, quello della Regione, a cui abbiamo creduto sempre in quello che è la volontà della Regione, di tutto quello che è l'apparato del Dipartimento Agricoltura in particolare, che ci è stato sempre vicino, che ci ha sostenuto, ci sostiene. Però la parte politica abbiamo notato un distacco, perché da quanti anni, sono minimo 3 anni, che dovrebbero essere approvati i bandi per le promozioni dei consorzi e del consorzio per l'olivicoltura in particolare, perché per altri questi bandi sono stati messi in atto da parte della Regione, però ad oggi purtroppo quello che riguarda la nostra olivicoltura ancora non è stato messo sulla Gazzetta Ufficiale, e questo purtroppo, ecco, dispiace tantissimo, perché ci penalizza, ci fa perdere tempo, ci fa perdere anni di lavoro nostro che viene buttato così alle ortiche, perché le presenze che noi riusciamo a fare con i nostri sforzi, se non hanno una continuità, se non c'è un ciclo cadenzato, non riesce ad avere quel giusto messaggio, ad avere, ecco, quella presa sul consumatore, di avere una costanza del prodotto, e questo a noi non può che farci dispiacere e ci amareggia tantissimo. Quest'anno è un'ottima annata, si prevede per l'olivicoltura, perché ci sono olive abbondanti e sane, quindi si può pensare, diciamo, alla prossima stagione olearia come una stagione eccezionale e che può ulteriormente valorizzare il marchio IGP di Calabria. Credo proprio di sì, perché ci sono tutti i presupposti appunto per valorizzare ancora di più il nostro prodotto. Giusto come diceva lei, che è un grande esperto, la campagna di quest'anno si presenta benissimo, si presenta veramente che ci fa sperare ancora meglio, considerata l'annata appena trascorsa, che ci ha penalizzato tantissimo, non ha penalizzato tutto il settore olivicolo, specialmente il mondo associativo, che ha avuto enorme difficoltà per la mancanza di prodotto a far sì che possa il mondo associativo essere presente in un modo più sostanzioso. Avere un prodotto di qualità ci aiuta tanto, anche perché come IGP c'è un interesse notevole da parte dei nostri olivicoltori, i quali stanno capendo che avere e fregiarsi di un marchio comunitario quale è quello della IGP ha un valore aggiunto notevole e ha una presa verso il consumatore diverso, una presa che dà al consumatore sicurezza
di avvicinarsi ad un prodotto sano, ad un prodotto genuino, ad un prodotto proveniente di quel determinato territorio, di quel territorio che esprime tanta cultura, tanta storia, tante tradizioni. E noi anche in virtù di questo come consorzio ci stiamo preoccupando di organizzare delle visite guidate con gruppi di consumatori nella nostra regione per far conoscere il nostro prodotto, ma non far conoscere solo il prodotto, ma tutta quella che è la nostra bella Calabria, quelle che sono le nostre ricchezze artistiche, il nostro patrimonio culturale, quelli che sono le nostre risorse, quello che è il modo di fare qualità, quello che è il modo dell'olivicoltore di affacciarsi sui mercati in un modo diverso da come era concepito negli anni precedenti. In conclusione della nostra trasmissione sentiamo l'opinione dell'onorevole Mauro Dacri, consigliere regionale con delega all'agricoltura, che ha assistito ai lavori di questo importante seminario scientifico sul tartufo del Pollino, il tartufo nero del Pollino. Ma ha fatto bene l'organizzazione, l'associazione, quindi a organizzare questo seminario dove sono venute molte persone di fuori, dove hanno apprezzato le nostre qualità, e la cosa che è uscita fuori da questi giorni che si è discusso sul tartufo è che il nostro territorio è vocato a questa cultura, e in effetti su questo si sta lavorando, si è lavorato perché questo potrebbe essere un volano di sviluppo anche per il nostro territorio, ma qui c'è tutto il rispetto dell'ambiente, quindi si è parlato di ambiente, di clima, di tutto quello che sta cambiando, e se si lavora realmente può essere veramente un volano di sviluppo per i nostri territori. Poi si è parlato un po', ma se noi andiamo indietro con la nostra storia, no? Ci stanno molte famiglie che hanno lavorato e hanno, per quanto riguarda tutto il settore dei funghi, in questi periodi hanno lavorato sulla raccolta, sulla trasformazione, ma su questo anche come regione abbiamo cercato di stare vicino facendo una legge sulla biodiversità per cercare di salvaguardare la nostra biodiversità, ma siamo andati anche oltre, ci è stato chiesto anche per venire incontro a tante piccole realtà, abbiamo fatto anche la legge sulla trasformazione dei piccoli prodotti che utilizzando la cucina di civile abitazione si può fare la trasformazione, quindi toglieremo dall'anonimato tante persone che anche in questo settore può essere veramente un settore che può produrre reddito. Io credo che anche la Regione Calabria in quanto istituzione possa essere soddisfatta dalla presenza di questi convegnisti con larga rappresentanza europea, c'erano molti francesi, spagnoli, portoghesi, e quindi si è posta l'eccellenza calabrese, diciamo, su un palcoscenico, su uno scenario internazionale. Ma certo, siamo molto soddisfatti, poi si è anche parlato e hanno detto anche di approntare il regolamento, perché il regolamento noi l'abbiamo già approntato come Dipartimento, ma giustamente prima di portarlo in approvazione, dopo queste giornate di studio, è importante anche che si fa un incontro conclusivo, perché lì si vanno a scrivere le regole di questo settore. Fra gli sponsor di questa manifestazione, di questo meeting, c'era naturalmente l'olio IGP di Calabria, che ha riscosso, diciamo, notevole interesse e anche successo, se vogliamo, attraverso gli assaggi che sono stati fatti e anche attraverso le degustazioni durante la cena di gala. Tuttavia si pensa che questa attività sia tutta a carico del consorzio, che con grandi sacrifici cerca di promuovere questo prodotto, e il presidente Pagliocchi poc'anzi nella sua intervista stigmatizzava un po' il comportamento delle istituzioni in generale, della Regione Calabria in particolare, per mancanza di aiuti alla valorizzazione di questi prodotti.
Ma il Presidente Magliocco fa bene a stimolarci come regione, perché questo è un settore importante, l'olio è il principe. In effetti se noi parliamo di funghi e parliamo di olio, le due cose vanno a braccetto, ma su questo noi stiamo facendo un lavoro, ma l'abbiamo già fatto con gli altri consorsi, dove abbiamo fatto una nuova, sulla misura 3.2, questa volta non abbiamo fatto una programmazione a pioggia, abbiamo detto ai consorsi di fare una programmazione triennale, e a dire il vero per quanto riguarda il settore olio e il settore vino, ma in particolar modo il settore olio, perché siamo fermamente convinti che è un settore primario, perché se è vero come è vero che il territorio, il 34% del territorio calabrese è composto da questa cultivar, allora su questo c'è un'attenzione. Io vorrei rassicurare il Presidente Magliocco che siamo sulla battuta di arresto per fare una qualcosa insieme all'IGP di importante. Sì, anche perché diciamo, questi prodotti di eccellenza della Regione Calabria dovrebbero essere proiettati in funzione della loro multifunzionalità e delle ricadute che ci possono essere anche a livello turistico per la Regione Calabria. Ma quello che si è parlato in questi giorni è le cose che noi diciamo da tanti anni, che emergono, che finalmente si è presa la consapevolezza che in Calabria, forse negli ultimi 30-40 anni sono fatte le politiche che si pensava che la Calabria poteva essere industria, poteva essere altro. Oggi c'è questa consapevolezza dove la Calabria bisogna fare l'agroalimentare, quindi tutta l'agricoltura collegato anche al turismo, quindi aver portato tante persone di fuori a vedere il nostro territorio, quindi è questo il lavoro che noi dobbiamo portare le persone qui al nostro territorio a degustare i nostri prodotti tipici, e questo è quello che noi dobbiamo fare. E su questo dobbiamo avere una marcia in più di attenzione, perché stiamo parlando sulla nuova programmazione 2020-2027 e dobbiamo cercare anche di programmarla in questi termini.